1943-2023, 80 anni dallo sbarco. Anche la nostra città celebrerà l'80° anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale, con diverse iniziative. A partire di oggi l'Associazione Nazionale Bersaglieri, la sezione di Agrigento, in collaborazione con altri enti e associazioni, ha commemorato l'anniversario di una pagina della storia decisiva e dolorosa. Questa mattina, infatti, dalle 10 in poi, al Viale della Vittoria in via Atenea, c'è stata la sfilata dei mezzi militari d'epoca, rievocatori, mentre questa sera alle 18 al Circolo Empedocleo è prevista una commemorazione dei caduti nei bombardamenti, con un convegno a cui parteciperanno diverse autorità civili e militari. Mentre nella giornata di domani a Villa Bonfiglio alle 17:30 ci sarà la deposizione di una corona al monumento ai caduti e si continuerà alle ore 18 al Museo Archeologico Griffo con l'inaugurazione di una mostra sui bersaglieri e una conferenza sul tema Il giorno della resa, ovvero il giorno in cui Agrigento è capitolata, che fu il 16 luglio dopo 7 giorni di combattimenti. Sono venuti dal Belgio proprio in occasione dell'80° dello sbarco in Normandia per quanto riguarda il loro territorio, e qui noi abbiamo commemorato lo sbarco che c'è stato anche in Sicilia. Grazie per aver avuto questa brillante idea. Noi come amministrazione comunale abbiamo subito sposato questa iniziativa perché sembrava doveroso voler anche ricordare i nostri morti, sia i morti americani ma anche i nostri morti italiani, tantissimi italiani. Io tra questi ho avuto anche mio nonno che proprio in occasione della difesa e durante la Seconda Guerra Mondiale purtroppo anche a perso la vita, quindi per me è un qualcosa anche di molto emozionante questa mattina. Grazie ancora a Liliana e grazie a tutti i ragazzi per essere venuti, anche il sacrificio è stato grandissimo affrontare questo viaggio. Il nostro lavoro è un lavoro di memoria. Il lavoro di memoria per noi è non fare dimenticare tutti quelli che sono venuti per salvare, per venire qui, per salvarvi dall'occupazione, e non dimenticare anche gli italiani che sono morti per questa libertà, e non fare dimenticare ai nostri figli, ai nostri nipoti che la libertà c'ha un prezzo e che la guerra esiste sempre. E per questo il nostro lavoro ci tiene a cuore, perché gli anziani non ci sono più per raccontare quello che c'è stato, e noi vogliamo fare il passaggio di parola per non fare dimenticare tutto questo. Ringraziamo la città di Agrigento di accoglierci, il signor Sindaco che è qui, che ha direttamente accettato questa proposizione che gli abbiamo fatto, e vi volevamo fare questo piccolo regalo, che è una cartina del 43, che è americana, di Agrigento. Grazie. 1943, è una cartina del 1943. Siamo 26, 23 uomini e 3 donne dell'American Red Cross, della Croce Rossa americana. Noi abbiamo fatto imbarcare i nostri mezzi, che sono delle Jeep Willys del 42, tutte originali. Le abbiamo fatti imbarcare e le abbiamo recuperati a San Biagio Platani. Siamo partiti da San Biagio Platani per andare fino a Licata. Da Licata siamo partiti a Gela, da Gela abbiamo fatto Porto Empedocle, siamo venuti oggi qui ad Agrigento. Dopo Agrigento andremo su Sant'Angelo Muxana. Calogero Conigliaro oggi è presente qui anche perché voi siete tra gli organizzatori di questo evento. Parliamo un po' di questa vostra presenza e di quello che state facendo anche da un punto di vista editoriale. Allora, le ultime novità sono che nel mese di giugno è uscito un articolo su Storia Militare che parla per la prima volta dei treni armati che proteggevano Porto Empedocle durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono stata presente in tutte le edicole italiane, una bella soddisfazione, l'abbiamo realizzata io con Todaro, in particolare si è occupato delle ricerche fotografiche, e per il resto è stata anche organizzata una conferenza con l'UNUCI di Milano, poi messa su YouTube, e abbiamo avuto un'ottima presenza di pubblico anche qualificato, dove abbiamo parlato della battaglia di Agrigento. Quindi continuiamo a lavorare, vogliamo dare un contributo
verso il museo diffuso, che è un'idea patrocinata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, di realizzare dei percorsi sullo sbarco alleato in Sicilia come quelli che già sono in Normandia, e l'iniziativa di oggi del Comune di Agrigento certamente va in questa direzione. Nei prossimi giorni ci saranno altre iniziative organizzate dall'Associazione Nazionale Bersaglieri con altri soggetti, tra cui Vice Storia, e ci sarà il 17 il generale Scardino qui a Palazzo di Città con un convegno dove parleremo della battaglia di Agrigento.